Generale, poco fa, ci ha accennato un argomento fondamentale per tutti noi, per la nostra libertà. I vaccini, tanto attesi. Ehm, Lei ha detto che essenzialmente potete fornirete, la le strumentazioni, i medici stessi interni al vostro corpo di carabinieri, per aiutare la popolazione e per supportare, diciamo, tutta l'organizzazione medica pubblica per la vaccinazione stessa. Questo è possibile farlo? Siete già per cominciare? Vi state organizzando? A livello legale com'è possibile farlo? Cioè siete voi che vi, concertate con il ministero? Perché sento scandali di tutti i tipi. Decidono chiedono di poterlo fare guardiamo Israele, lo fanno addirittura nei bar il vaccino, questo è un po' il concetto. Quindi è evidente che c'è un meccanismo burocratico ben diverso. Come funziona in Italia, che abbiamo una burocrazia complicatissima? Voi riuscirete secondo lei in qualche modo a dare questo servizio e a velocizzare, a tirarci fuori da questo difficile momento, perché non se ne può più essenzialmente di non poter neanche mettere il naso fuori o avere questi lockdown entro le 10 e non poter neanche vedere una persona, un amico. Ma avvocato, devo dire, è molto semplice. Noi abbiamo già avuto le autorizzazioni dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che sicuramente ecco, ha rappresentato anche questa disponibilità ai vertici istituzionali, per cui il personale medico e paramedico, quindi i nostri infermieri, saranno a disposizione delle ASL e metteremo noi a disposizione appunto anche le nostre strutture per agevolare, per aiutare, quindi per accelerare la somministrazione dei vaccini anche al personale che appunto necessita. Non abbiamo difficoltà, anche perché nell'ambito delle nostre strutture sanitarie sono quotidianamente in contatto con le strutture delle ASL a livello appunto provinciale, e quindi c'è uno scambio continuo anche di esperienze e di attività. Quindi siamo facilitati anche da questo canale, per cui sono veramente contento, ecco, anche siamo noi contenti carabinieri di poter contribuire a questa attività, quindi per accelerare questo processo di somministrazione che sia il più rapido e più veloce possibile, in modo tale da consentire di uscire, soprattutto dal punto di vista psicologico, da questa situazione pandemica. Fa molto piacere anche perché l'Italia è nota per tutti i lacciuoli, burocratici che impediscono qualsiasi tipo di organizzazione, per cui sapere che c'è qualche cosa di efficiente e qualche meccanismo che effettivamente funziona ci rincuora, anche in attesa che arrivino i vaccini fisicamente, perché pare che a livello europeo e italiano ci siano parecchi problemi. Se noi confrontiamo l'Italia e l'Inghilterra più o meno ha il nostro stesso numero di popolazione, ma se guardiamo la percentuale di vaccinati in Inghilterra c'è un confronto sconvolgente. Siamo molto, molto, molto indietro purtroppo.